Il professor Attilio Mastino, prorettore dell'Università di Sassari e professore ordinario di storia romana dell'Università, è qui a Cagliari per festeggiare, tra l'altro il professore è anche un allievo del professor Lilliu, ma anche per presentare una interessantissima iniziativa della Regione che lo vede come coordinatore scientifico. Innanzitutto, professore, qualche parola per il festeggiato professor Lilliu. Io ho conosciuto Lilliu più di 40 anni fa. Ho avuto un rapporto continuo con lui, un sentimento di forte ammirazione, perché è un uomo così difficile e complesso, con una personalità complessa, spesso anche molto polemico, un uomo anche ruvido come carattere. In realtà è stato un grande maestro, pieno di curiosità, di passioni, che si è occupato non soltanto del periodo nuragico, ma che si è occupato della storia della Sardegna in tutti i suoi aspetti e soprattutto ci ha dato una dimensione politica dell'impegno degli studiosi. Ecco, professore, lei ha ricordato nella sua introduzione, nella sua presentazione, la passione politica del professor Lilliu che univa alla passione scientifica, e un messaggio anche per i nostri ricercatori: come possiamo legare lo studio, la ricerca scientifica all'impegno politico? Anche io sono stato un pochino in politica, anche se in compiti amministrativi molto ridotti. Credo però che l'impegno di ricerca non possa essere sganciato da un impegno di cittadini, e che dunque a me sembra molto importante anche questa dimensione la capacità anche di rendere conto verso l'esterno delle cose che si fanno e di presentare anche l'attività di ricerca a un pubblico più vasto. Quanto contano gli studi, il ritornare indietro per quanto riguarda anche l'attualità e la Sardegna che recupera la sua identità, ma poi anche la proietta in termini di benessere, posti di lavoro e quant'altro ci possa portare avanti? La Sardegna di oggi è figlia di un passato lontano. Basta pensare che le torri nuragiche che marchiano il paesaggio della Sardegna sono state costruite circa 3.000 anni fa, oltre 3.000 anni fa. Dunque ho scritto una cosa sulle sopravvivenze, per esempio, di epoca romana nella Sardegna di oggi, la viabilità, le stesse culture, le vocazioni stesse del territorio che sono legate alla presenza dell'uomo, i monumenti, ma proprio la lingua stessa che oggi si parla in Sardegna è una lingua che ci viene dalle eredità romane. Dunque la fase romana e prima ancora la fase fenicio-punica e la fase nuragica hanno pesato più di quanto si immagini sulla identità della Sardegna di oggi, e riscoprire le componenti diverse di una isola che ha una forte interazione con le altre culture del Mediterraneo credo che sia un compito che ci dice anche delle aperture che l'isola, vista spesso come scrigno, come chiusa in se stessa, come resistente, in realtà ha avuto nel corso della sua storia, aprendosi verso le diverse rive del Mediterraneo. Professore, lei è prorettore dell'Università di Sassari, però qui rappresenta un po' il sistema universitario, le due università. Qual è il ruolo dell'università per quanto riguarda l'attuale situazione della Sardegna, e come può contribuire l'università al benessere della Sardegna? Le università devono tendere a creare un unico sistema in Sardegna, ma soprattutto devono trasformarsi nel motore dello sviluppo. Io credo che all'interno l'università non è soltanto il luogo dove si elabora conoscenza, dove si approfondiscono le ricerche, ma possono essere veramente il grande calderone culturale nel quale vengono rielaborate le idee, e soprattutto si ha una capacità visionaria per il futuro per la nostra isola. Professore, tornando un attimo al festeggiato di oggi, il professore Lilliu, qual è gli studi che l'università sostenute dalla Regione stanno costruendo, le attività che stanno costruendo per riprendere questo lavoro dei nostri grandi padri e portarlo avanti? L'idea di Lilliu è che la valorizzazione dei beni culturali non può essere esclusivo appannaggio delle soprintendenze e in particolare dei ministeri. C'è una esigenza, quella di coinvolgere non soltanto la Regione, non soltanto il sistema delle autonomie, dunque le province e i comuni, ma anche i cittadini nella difesa del patrimonio, e credo che la lezione più grande sia quella che ci viene da un'esigenza di portare
il patrimonio ha una fruizione da parte di tutti. Le ricerche devono tendere dunque a non creare privative, ci sono scavi che non vengono pubblicati da decenni, ci sono monumenti che vengono chiusi nei cassetti, ci sono schede di catalogazione dei monumenti che non vengono portate all'attenzione degli studiosi. Con l'iniziativa di oggi mi sembra che la Regione abbia dimostrato che abbiamo una fase nuova davanti, che è quella di una presentazione online di tutte le ricerche in corso, in modo tale che gli studiosi siano responsabili di quello che fanno e abbiano un maggiore senso di responsabilità, portando a conoscenza di tutti quello che fanno. Credo che l'ILIU abbia fatto questo, ha pubblicato in tempo reale tutti i suoi scavi anche sui quotidiani. Grazie professor Mastino. Grazie.